Sesta vittoria consecutiva per la Pro Favara che ieri al Bruncoleri di Favara ha vinto per 4-3 contro la Nissa, una partita spettacolare con diversi gol da entrambe le parti. La cronaca della partita. Al quinto minuto dal calcio d'inizio è la Pro Favara ad andare a segno con Valenti, al 19esimo la Nissa pareggia con Albino. Pro Favara di nuovo in vantaggio al 31esimo con Fanara. Al 41esimo arriva il secondo pareggio della Nissa con Messina. Si chiude il primo tempo sul 2-2. Alla ripresa al 50esimo arriva il terzo gol della Pro Favara con Caruso. Il poker e la Pro Favara lo serve al 56esimo con Cannizzaro. Nissa accorcia le distanze con Di Franco all'80esimo, portando il risultato finale sul 4-3 per i gialloblu. Mercoledì a Castelvetrano la madre di tutte le partite. Battere la Folgore può anche consentire ai favaresi di raggiungere la salvezza diretta senza bisogno dei play-out. Purtroppo perdiamo qui a Favara, un campo difficile, anche se abbiamo fatto 3 gol, solitamente noi abbiamo difficoltà a fare gol, ne prendiamo pochi, invece questa volta ne abbiamo fatti tanti e ne abbiamo presi di più. Infatti attribuisco questa sconfitta a troppi gol subiti, magari tanti errori a livello difensivo, però dico ci può anche stare perdere qui a Favara. Sicuramente non è l'ultima spiaggia, siamo a 40 punti, mercoledì incontreremo il Paceco e cercheremo di centrare l'obiettivo, quello della salvezza, con la speranza di fare o bottino pieno o almeno prendere questo punto che ci dà la matematica salvezza. Diciamo che la partita l'abbiamo saputo tenere bene noi, perché non era facile, perché la Nissa è una buona squadra, si è venuta qua, se l'ha giocata in modo aperto, faccio complimenti alla Nissa perché non era facile per noi vincere questa gara. Noi è da 3 settimane che ci alleniamo per questa partita, adesso in virtù degli altri risultati ci siamo messi in una situazione di classifica dove possiamo sperare che sarebbe una cosa di straordinario raggiungere la salvezza diretta. Abbiamo fatto un percorso in crescendo e stiamo arrivando a fine campionato in crescendo e faccio un grande complimento alla squadra, ai ragazzi, perché non era facile, mi hanno seguito fino ad oggi e continuavo ancora a rincorrere, perché una situazione del genere era impensabile noi oggi alla penultima arrivare così in classifica. Sono contento pure che non abbiamo subito nessuna ammonizione di quelle che erano diffidate. Adesso già da domani ci dobbiamo preparare per questa gara di mercoledì perché diventa fondamentale. Ma vediamo adesso insieme tutti i risultati della 29esima giornata del campionato di eccellenza Sicilia Girone A. Alba Alcamo Riviera Marmi 2-1, Atletico Campofranco Mussomeli 3-1, Licata Dattilo Noir 3-2, Mazzara Parmonval 0-0, Paceco Terranova Gela 12-0, Pro Favara Nissa 4-3, Marsala Polisportiva Castelbuono 2-1, Troina Folgore Selinunte 2-0. Adesso la classifica. Paceco 59 punti, Troina 56, già promossa in Serie D tramite Coppa Italiana Dilettanti, Folgore Selinunte 51, già ai playoff, Riviera Marmi 48, Alba Alcamo 47, Dattilo Noir 45, Sport Club Nissa 40, Polisportiva Castelbuono e Licata 39, Mazzara e Parmonval 38, Pro Favara 37, Mussomeli 36, Campofranco 34, già ai playout, Marsala 19 e Terranova Gela 5 punti con 3 di penalizzazione, queste ultime due già retrocesse in promozione. Vediamo infine gli incontri del prossimo turno. Dattilo Noir Alba Alcamo, Folgore Selinunte Pro Favara, Mussomeli Troina, Parmonval Campofranco, Castelbuono Licata, Riviera Marmi Mazzara, Nissa Paceco, Gela Marsala.